La prefettura convoca i sindaci del Veneto orientale, San Stino, San Donà di Piave, Annone Veneto, Fiesso d'Artico, Quarto d'Altino e in più Mira. Sul tavolo le nuove disponibilità di alloggi di alcune cooperative che hanno vinto il bando della prefettura, appartamenti e abitazioni che andrebbero a coprire le necessità da settembre fino a fine anno, ma i comuni non ci stanno, tutta da verificare la stessa disponibilità. Siamo venuti a chiarire il fatto che quella cooperativa che ha dato la disponibilità per gli alloggi a San Stino non ha i requisiti, non ha alcun accordo con i privati per ospitarli e quindi c'è proprio la mancanza del problema. Ben un'ottantina gli alloggi ad Annone Veneto che la cooperativa avrebbe messo a disposizione, peraltro nello stesso stabile che non più di 3 settimane fa era stato oggetto di un sit incontro da parte di molti cittadini. Su questi numeri esorbitanti che sono stati messi in campo dalla cooperativa, di cui però non vi è disponibilità da parte di chi di dovere, ci viene il dubbio che questo valga anche per Annone. Un incontro informativo per testare la disponibilità dei singoli comuni ad ospitare sul territorio alcune centinaia di profughi. Loro, i sindaci del canto loro, hanno ribadito le posizioni. Esito che però per noi non è accettabile, soprattutto perché non risolve il problema e la necessità di distribuire in maniera uniforme le persone sul territorio piuttosto di concentrarli in alcuni siti. Un'eventuale posizione favorevole è e rimane condizionata all'unica regola certa ma non rispettata, quella di un migrante ogni 1000 abitanti. Dico sì nella misura in cui tutti i comuni della provincia di Venezia, tutti i comuni del Veneto, in base agli accordi che sono stati fatti, dicano di sì, allora ci sono le condizioni, altrimenti se viene accettato e tollerato che ci siano dei comuni che per provenienza politica o altre cose possono dire di no e bisogna che altri tolgano le castagne dal fuoco alla prefettura, al ministero, a chi sta gestendo l'emergenza, non credo ci siano le condizioni. Mentre a Quarto d'Altino si chiede di non avere migranti perché non vi è disponibilità alcuna, una ventina di questi troveranno presto alloggio a Fiesso d'Artico, posti garantiti da una piccola cooperativa sociale. Il sindaco è rassegnato. Non posso che fare altro che stare allerta con l'attenzione, mobilitando, quantomeno informando anche la caserma dei carabinieri, l'ASL, tutto quello che è giusto fare e cercare che questi 20 posti insomma, non vadano oltre.